Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, venerdì 29 gennaio 2021. Anche oggi notizie dalla carta stampata e dal web. Oggi cominciamo con questa notizia di Rovigo Oggi. Diego Crivellari, nuovo presidente del consorzio universitario di Rovigo. È rinnovato il consiglio di amministrazione del CUR di Rovigo. Diego Crivellari è il nuovo presidente. Paolo Vezzù sarà il suo vice. Ringrazio il sindaco Gaffeo, afferma Diego Crivellari. La mia presidenza sarà caratterizzata dal rapporto con il territorio e dalla sempre maggiore apertura alla città di Rovigo. Complimenti a Diego Crivellari. Poi un'altra notizia sempre di Rovigo Oggi, canile sanitario, un'eccellenza per gli amici a quattro zampe. Applauso a tutto il team di medicina veterinaria per l'abnegazione. Scarso il numero di abbandoni di animali domestici in provincia di Rovigo durante il lockdown. Nella foto il direttore responsabile, una struttura d'eccellenza, il canile sanitario dell'azienda ULS 5 Polesana di Fienil del Turco. Andiamo alla prima pagina della Voce di Rovigo, gialli nonostante l'Europa, vediamo all'interno le varie notizie. Domani i nuovi colori delle regioni, il Veneto torna quasi sicuramente in zona gialla. Ecco cosa cambia. Dopo 3 settimane di chiusura potranno riaprire bar, ristoranti, fino alle 18 e stop il blocco degli spostamenti tra comuni. Dal mondo della scuola, mascherine per le scuole è un grande spreco, genitori e ragazze non le vogliono. Le mascherine a mutanda consegnate agli studenti ogni mattina sono assolutamente inutili ed inutilizzabili. Prima pagina del Gazzettino di Rovigo, prefetto zona gialla ok ma serve cautela, e poi ancora notizie sull'omicidio di Polesella che abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. In prima pagina sempre del Gazzettino, vaccini, tocca agli ottantenni, dal 15 il Veneto inizierà a somministrare gli over 80, subito dopo in parallelo ai 75enni. La regione a febbraio 250.000 dosi tra Pfizer e Moderna, mancano altre 77.000 per i richiami. Per quanto riguarda la notizia vista in prima pagina nel Gazzettino Nazionale, in provincia di Rovigo, over 80 vaccini da metà febbraio, il ritardo nella consegna delle dosi da parte della Pfizer ha fatto slittare di un paio di settimane la campagna. Il prefetto De Luca: torneremo in zona gialla da lunedì, ma serve ancora molta cautela. Scuola si parte al 50%. Nella foto il prefetto De Luca e il direttore dell'US5 Compostella, ospiti della riunione del Comitato d'Ordine e Sicurezza in vista dell'avvio della campagna vaccinale. Rovigo, Polesine blindato grazie a una rete di 23 telecamere. Al via il primo stralcio del progetto di sicurezza che oltre a Rovigo coinvolge altre 16 comuni. Notizia di Adria, cavalca ferrovia, il comune in tribunale. Palazzo Tassoni citato in giudizio per il terreno alienato alla ditta Steffi che ora chiede la risoluzione del contratto. I danni ammonterebbero a circa 140.000 euro. Sul lotto grava il passaggio di una condotta che dovrà essere spostata. Ancora sui contributi che dovrebbero arrivare ai pescatori, le rassicurazioni del sottosegretario Andrea Martella dopo il blocco dei rimborsi delle spese per le cavane distrutte. Il ritardo è dovuto ai ristori per la pandemia, ma la questione si risolve. Dai 5 a 20.000 euro a danneggiato. Nella foto vediamo appunto il sottosegretario Martella che era presente, aveva visitato a Scardovare il disastro delle cavane. Portoviro, contributo di 13.000 euro per i lavori in 2 chiese, il comune verserà direttamente alla diocesi di Chioggia un contributo di 13.000 euro per i lavori di restauro della chiesa di San Bartolomeo a Contarina e quella della Visitazione di Maria Santissima di Donada. Sempre a Portoviro l'anniversario di Caravaggio sarà celebrato con le foto. Si intitola Che Caravaggio sei? L'ultima iniziativa pensata dalla biblioteca civica per mantenere il contatto con i suoi utenti. L'idea è semplice: scattare una propria foto nella posa che ricalca il proprio dipinto di Caravaggio preferito e quindi inviarlo alla biblioteca. Ambellino, l'ADL Cobas protesta Amazon troppo lavoro precario. Precarietà e sfruttamento, Amazon impiega i lavoratori con la logica dell'usa e getta. Questa è la posizione della ADL Cobas. Una selezione spietata, secondo appunto questa protesta, nella prospettiva della creazione di 900 posti di lavoro a tempo indeterminato, che secondo Amazon avverrà entro 3 anni dall'avvio del centro. Secondo il sindacato, i processi di selezione, stando alle informazioni, sono e saranno spietati. A Costa di Rovigo, un esperimento che sta funzionando, bene il drive-in in farmacia per i tamponi, oggi si replica. Costa di Rovigo, la farmacia delle Grazie, ha debuttato venerdì scorso facendo fare i test ad una quindicina di persone giunte anche dai paesi limitrofi. Bellissima notizia, ad Occhiobello, uno studente giovane straniero appena arrivato senza libri, ci pensano i compagni, infatti. Questo giovane è stato aiutato dagli altri ragazzi e ora ha tutti i testi necessari.
quando i giovani sono molto meglio di quanto pensiamo. Passiamo allo sport. In questa foto la squadra dello Scardovari. Il 15 febbraio la Lega proverà a far tornare in campo le squadre dell'eccellenza e lo Scardovari attende di uscire dal tunnel. Si guarda al 5 febbraio, quando la Lega si riunirà per decidere le sue ripartenza, e il mister Zuccarin: il rischio ancora alto sarebbe un caos per l'aspetto atletico. E per finire, il cacciatore delle stelle, prime scoperte di Cheops, il telescopio costruito con occhi italiani, ideato e disegnato dal gruppo dell'Osservatorio di Padova, diretto dall'astronomo rodigino Roberto Ragazzoni, che vediamo appunto in foto. Complimenti! Finiamo con questa striscia di Satiraptus. Clamoroso, Renzi ha ottenuto una conferenza in Arabia Saudita parlando inglese, ma sembra arabo e non è servito l'interprete. Per oggi è tutto, come sempre vi ringraziamo per gli ascolti, per l'affetto che ci dimostrate e come sempre appunto è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!